Streetnewsmagazine.com, siamo qui, Teatro Italia, è l'ultima del tour di Monica Sarnelli, qui a fianco a me. Ciao Monica, come Ciao, stai? ciao, io benissimo, grazie. Allora, è un viaggio che profuma di Napoli, Sì. con questo tuo spettacolo Sirene sciantose, malafemmine ed altre donne veraci. Insomma, volevamo catturare un po' delle tue impressioni, visto che siamo all'ultima di questo tour. Allora innanzitutto grazie per essere qui. Io sono veramente contenta che questo spettacolo ha raccolto, tanti, commenti, giudizi positivi. Ovviamente è uno spettacolo che riporto in scena dopo 11 anni, perché è stato già portato in scena nel 2015. Voglio subito, ringraziare Federico Vagalebre per questa meravigliosa scrittura. Lui è riuscito ad essere A creare un abito, no, giusto sì, per te. giusto per me, e tra l'altro a scrivere una storia molto raffinata, molto elegante, anche se l'argomento, sul maschilismo sempre presente nella canzone napoletana è un argomento delicato, no, perché ovviamente ci sono donne che hanno perso purtroppo la vita. Quindi è un argomento che, ringrazio Federico perché lui è riuscito ad essere ironico, nonostante insomma, voglio dire, l'argomento fosse un argomento, molto delicato. Delicato. Monica, volevo chiederti appunto invece della figura femminile, che è trattata, in tante sfaccettature Sì, possiamo dire, perché parliamo di sciantose, parliamo di malafemmine, sì, poi portate all'estremo ovviamente, sì. non diciamo le categorie sociali, quelle delicate come dicevi tu. Volevo chiederti, tu ti senti, poi più, ovviamente sulla sponda dell'eleganza, sulla sponda della ribellione, cioè Monica come riesce, poi ad essere lì sul palco e ad interpretare tutti questi ruoli così delicati? Ma diciamo che insomma, voglio dire, io penso che in ogni donna ci siano più ruoli sicuramente e insomma siamo tutte un po' donne d'amore, donne un po' malafemmine nel senso buono della parola, perché chiaramente una donna a tutto tondo non deve soltanto essere una donna, sai, di quelle, insomma, voglio dire, d'amore, ma deve essere anche un po', insomma, voglio dire, accattivante, deve poter giocare anche un po'. Sì. Parlo anche proprio dal punto di vista proprio piccante del termine, perché non c'è niente di male. Però, tutto questo, insomma, voglio dire, io mi sento un po' tutte quante le donne, come appunto penso che chi mi sta all'ascolto, le donne mi capiscono, perché siamo un po' tutte così, abbiamo anche, voglio dire, vari ruoli e così anche io nel mio canto, no, io passo da Rondinella, che è una canzone appunto, voglio dire, chiaramente molto classica, Infatti a vai a non riprendere comunque una sequenza di brani, possiamo dire, che hanno caratterizzato la sì. musica partenopea e io volevo chiederti, tu che sei un po' un simbolo anche della musica napoletana, ecco, il peso della responsabilità anche di portare avanti, la scia della musica napoletana nel tempo, secondo me è un aspetto davvero importantissimo. Eh sì, Napoli poi tra l'altro oggi la fa proprio da padrona perché, in televisione vediamo sempre ospiti napoletani, c'è sempre Napoli. Ormai è diventato, insomma, un po' una moda Napoli perché è veramente rifletteteci, una città difficile, però non è più difficile di tante altre, però noi abbiamo tanti lati positivi. E quindi voglio dire una città d'arte, una città che sforna artisti, cantanti, attori, scrittori, Verissimo. compositori, comici, insomma voglio dire, quindi, siamo veramente una città da ammirare. Infatti si dice Ehm spesso che poi Napoli è un teatro a cielo aperto, è un quindi teatro a cielo aperto, ma io me ne accorgo anche perché io comunque per fortuna mia abito in centro, quindi voglio dire riesci a cogliere vivo al centro storico, vivo i turisti e li guardo e che non ci possono credere, secondo me perché affascinati loro camminano però per strada, guardano in alto, uno s'affaccia al balcone e canta, sì, insomma sì, è voglio vero, dire vero. quindi voglio dire buon per loro. Infatti
molti, voglio dire, li vedo che tornano spesso e volentieri, quindi per fortuna non siamo più la città pericolosa. Mo' Di le un città tempo. pericolose sono altre, sono quelle del È vero, nord, è vero, si è vero. cagnato fatto, però va bene così e meno male, perché noi finalmente siamo famosi per quello che meritiamo. E come ti dicevo, io comunque poliedricamente passo da canzoni classiche a canzoni come Non te scurdà E, degli Alma Megretta. e sul palco sei affiancata poi da Sì, artisti di un sì, certo calibro, da musicisti sì. e poi da una grande performer come Sì, Cinzia Cordella. sul palco siamo tutte donne e chiaramente voglio dire, c'è un'attrice fantastica che interpreta il mio alter ego, che lei ha vari ruoli, come hai detto tu, molto poliedrica, Cinzia Cordella che è straordinaria. Un gruppo di 5 musiciste straordinarie, le Sirene Ensemble, che devo dire straordinarie. Dai, si crea Eh sì, davvero perché un c'è fascino una pianista, incredibile. Eunice Petito, il primo violino Anna Rita Di Pace, il secondo violino Isabella Parmeciano, alla viola Tiziana Traverso, al violoncello Monia Massa. Ho voluto nominarle perché sono donne che meritano, che suonano benissimo, ma non solo, sono mamme, sono insegnanti, eh, viaggiano con la macchina da sole, insomma, voglio dire, di notte, insomma, sono veramente un esempio. E chiaramente si è anche instaurato un rapporto meraviglioso. Infatti io spero questo spettacolo di portarlo ancora avanti perché veramente secondo me merita di essere visto. Monica, volevo chiederti invece, tipo, visto che insomma tante persone poi non riescono a vedere cosa c'è dietro le quinte, ecco, in questo tour sicuramente sarà capitato qualcosina nei camerini, qualche aneddoto simpatico che ci puoi svelare? Ma guarda, innanzitutto noi, insomma, voglio dire, ripeto, si è instaurato un rapporto meraviglioso dove ci si prende in giro, però voglio dire in modo sempre molto scherzoso, quindi ci divertiamo, veramente ci facciamo delle risate dietro al palco. Adesso non mi viene in mente un episodio, Però penso però ti che so dire che sì. l'armonia, sia poi un ingrediente fondamentale, che poi si riversa anche sul palco, no, magari quando andate in scena. Assolutamente sì. Devo dire che noi donne veramente, quando stiamo insieme riusciamo ad essere veramente meravigliose. Non lo dico perché sono di parte, ma lo dico perché è la pura verità. Guarda, ci sta incuriosendo tantissimo, infatti dopo non vediamo l'ora di seguire anche lo spettacolo. Monica, volevo, chiederti anche, ecco, un messaggio che vorresti, ecco, che le persone che poi tra poco assisteranno allo spettacolo poi, si possano portare a casa di Ma questo spettacolo, del tuo spettacolo. io sicuramente, voglio dire, sono strafelice di poter interpretare, le donne e quindi voglio dire, spero che, lo spettatore vada via con un messaggio, che è un messaggio d'amore. E quindi anche i maschietti, che voglio dire, chiaramente saranno un po' fatti a pezzetti, ma nel senso buono della parola, nel senso Mh. che comunque li prenderemo un po' in giro, questo con la scrittura di Federico, che comunque è un maschio, e io ci tengo a sottolineare Quindi che comunque l'ha scritto un maschio. è Però partito quindi da un uomo. spero che comunque, voglio dire, passi che il messaggio di Federico e quindi io che sono, voglio dire, quella che interpreta quello che lui ha scritto, sia un messaggio d'amore, perché è l'amore che manda avanti la vita e credetemi, può sembrare banale, ma non lo è. Molto spesso noi non ragioniamo con il cuore, ma ragioniamo troppo con la testa, troppo in maniera, cioè, tecnica, anche col cervello, e invece bisognerebbe portare avanti il cuore. Io quello che devo dire, del quale, insomma, la cosa della quale sono più soddisfatta nella mia vita è che quando le persone mi ascoltano e vengono ai miei concerti, che io poi soprattutto voglio dire, nello spettacolo canto e poi recito, ma recito poco. Però è il messaggio d'amore, dice tu sei portatrice d'amore e questo è un regalo che ho avuto, secondo me Fantastico. il regalo per i miei 60 anni, perché mi posso ritenere, Portati benissimo, lo diciamo, grazie, questo chiaramente per me è un anno fondamentale perché io nel 2026 appunto
compio a giorni 60 anni e sono veramente contenta perché poi comunque voglio dire il conto corrente, e case proprietà, l'automobile, sono tutte Saltano il cose secondo me. importanti, per carità, nel senso importanti fino a un certo punto. Però a me m'hanno insegnato che il cuore, cioè allora se a me mi dicono che a me dicono che sono portatrice d'amore attraverso la mia voce, attraverso le mie interpretazioni, io ho il regalo più bello che ho avuto. Non possa esistere. E allora Eh, noi, Monica, davvero siamo onoratissimi, grazie. dell'intervista, ti ringraziamo e da parte quindi di streetnewsmagazine.com, continueremo a seguirti nei tuoi eventi. Grazie Monica. Io vi aspetto anche perché a giorni presento il mio nuovo album. E allora seguiremo e seguiteci sulle pagine social di streetnewsmagazine.com. Grazie Monica. Grazie a voi. Ciao.